Iniziamo il nostro incontro. Chiederei alla dottoressa Maria Milano Franco d'Aragona di venire a sedersi con noi. Angela Venezia. E anche il direttore Veneto Lavoro Tiziano Barone. Grazie. E facciamo questa prima tornata di interventi, poi verranno gli altri interventori. Allora, benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Io sono Antonella Magaraggia, la Presidente dell'Ateneo Veneto. Benvenuti a questo incontro che vorrei dedicare a Carlo Smuraglia, deceduto quest'anno, e vorrei dedicarlo non solo perché proprio della sua legge parleremo, ma per onorare una grande figura di uomo, avvocato, docente universitario, partigiano, anche presidente dell'ANPI, senatore. Come è noto, la legge Smuraglia, lo dico per forse i pochi non addetti ai lavori, è del 22 giugno 2000 e promuove l'attività lavorativa di detenuti ed ex detenuti prevedendo agevolazioni fiscali e contributive in favore dei datori di lavoro. Forse a oltre 20 anni dall'entrata in vigore è opportuno fare il punto della sua applicazione. Sulla bontà della legge credo non ci siano dubbi, però tutti ci siamo resi conto che per la sua concreta applicazione sono assolutamente necessarie due condizioni: le risorse economiche e la disponibilità delle imprese a occupare detenuti ed ex detenuti. Sulle imprese, sulle risorse, segnalo che per il 2020 il Ministero della Giustizia ha stanziato 8,7 milioni di euro per il finanziamento della legge Smuraglia e ha erogato sgravi contributivi a oltre 400 tra imprese e cooperative sociali. Voglio anche segnalare, e qui non faccio un discorso politico sud-nord, non è questo il momento, ma che in questi finanziamenti la parte del leone la fa il nord-est. Tra Lombardia e Triveneto sono stati erogati il 64% dei fondi nazionali, quindi una cospicua somma. Certo, sulle risorse economiche noi non possiamo influire, ma sul raccordo con le imprese sì. Ed è questa la ragione dell'incontro. L'Ateneo Veneto, sapete, è un luogo dove si parla di accademia, ma si parla anche di problemi concreti. E questo è un problema concreto e l'Ateneo ha una vocazione sociale che intende coltivare. Io personalmente nella mia presidenza la intendo coltivare intensamente e quindi in questo incontro vogliamo far parlare l'amministrazione penitenziaria, coloro che si occupano istituzionalmente dell'universo carcerario, con l'imprenditoria e le imprese artigiane. Serve un tessuto produttivo forte sui territori che sia disponibile a sfruttare le possibilità che offre la legge, anche vincendo pregiudizi. Tante volte si sente dire ma abbiamo tanta gente che ha bisogno di lavorare, perché far lavorare i detenuti? Cercando di far capire quali sono i vantaggi per le imprese, cercando anche di aiutare gli imprenditori, perché in effetti il meccanismo di applicazione della legge è forse un po' farraginoso e probabilmente qualche revisione sotto questo profilo andrebbe fatta. Insomma, vorremmo fare dialogare il dentro con il fuori, tenuto conto che da una rilevazione proprio del Ministero della Giustizia dello scorso anno, solo l'11% totale dei detenuti che lavorano lavora fuori. La gran parte del lavoro dei detenuti è intramoenia nei lavori domestici che tutti conosciamo, pulizia, cucina, spesa, eccetera.
E dicevo di far dialogare il dentro con il fuori ai fini di un inserimento sociale, che ricordo, inserire socialmente i detenuti non è solo osservare un articolo della nostra Costituzione, che quindi ha ritenuto proprio di dedicare a questo un articolo specifico, ma è un interesse della società. Io non so se esistono dei dati, forse il dottor Reinoldi ce li potrà dare, ma insomma dall'esperienza pratica di tutti coloro che si occupano di questa questione, certamente la recidiva nei detenuti che sono occupati in un'attività lavorativa è estremamente più bassa rispetto al tasso di recidiva normalmente che c'è per gli altri detenuti. L'imprenditoria del Nord-Est è nota per la sua intraprendenza, per la sua determinazione e anche per la voglia di esplorare vie diverse. Ne è la prova la nostra realtà triveneta, fatta di piccole, di grandi imprese, di gente che si è lanciata magari anche in sfide prima impossibili. Io credo che l'imprenditoria veneta, che è un'imprenditoria matura, e la realtà anche artigianale, possa dare una grande mano. E l'Ateneo, con le sue competenze, con i suoi luoghi, con la sua volontà, vuole, come dire, contribuire a creare un circolo virtuoso. Io credo, vorrei negli auspici che questo fosse un primo incontro, fosse seguito da altri, fosse seguito magari anche dei progetti, ne ragionavamo prima in segreteria, per cui potremmo anche ottenere dei finanziamenti. C'è molto da fare. Noi siamo qui, noi nelle nostre possibilità diamo la disponibilità. Io credo che il modo migliore, e ritorno a Smuraglia, per onorare il grande Smuraglia è quello di far funzionare la sua legge. Grazie e buon incontro a tutti. Prima di passare la parola ai relatori vorrei fare 2 ringraziamenti. Il primo a Giovanna Pastega. Senza la sua competenza, la sua capacità organizzativa, il suo essere martellante nell'organizzazione non saremmo qui. Grazie Giovanna. Giovanna è nostra socia, quindi ci tengo a dirlo, oltre a essere giornalista, documentarista, ma è socia dell'Ateneo Veneto. E vorrei anche ringraziare Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato Giornalisti del Veneto, per aver voluto accreditare il convegno per i giornalisti, così dimostrando di credere nei contenuti dell'incontro e anche sensibilità della categoria per questo problema. Lascio la parola al dottor Carlo Reinoldi, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che devo ringraziare particolarmente. Noi ci conosciamo da tempo, ma devo dire che appena gli ho telefonato per proporgli questo incontro, ha detto subito di sì. Mi ha chiesto la data, mi ha detto sì, sono libero, vengo. Non è da tutti, ma conoscendo la sua competenza e la sua sensibilità forse potevo aspettarmelo. Grazie per essere qui. A te la parola. Ringrazio l'Ateneo Veneto e ovviamente la Presidente Antonella Magaraggia per questa occasione di incontro e di riflessione sui temi che riguardano il lavoro penitenziario, un'occasione preziosa che come amministrazione abbiamo raccolto molto volentieri, perché tutte le opportunità che abbiamo di dialogo, di costruzione di reti, che sono reti di relazioni, ma sono reti soprattutto di condivisione di obiettivi, di ideali, di prospettive di lavoro insieme, non può che vedere l'amministrazione penitenziaria rassegnare la sua completa disponibilità in ogni occasione.
Ricordiamo, lo ricorda in primo luogo la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, il carcere non è un qualcosa che si colloca fuori dai nostri territori, è una parte importante dei territori, delle nostre comunità locali, e il carcere quindi non deve chiudersi, ma deve aprirsi a quei territori di cui è espressione, e i territori e le istituzioni locali a loro volta devono prendere atto che nel mondo moderno e soprattutto in una concezione moderna del carcere, il carcere non è extraterritoriale. Ormai vi è un notevole livello di integrazione di competenze, responsabilità, servizi che rendono non preferibile, opportuno, ma necessario, indispensabile appunto costruire momenti di collaborazione. Lo è ad esempio il grande capitolo della sanità penitenziaria, che ormai in realtà è un ambito che chiama alla responsabilità e l'impegno in particolare delle istituzioni regionali. Lo è ovviamente anche il tema dell'assistenza sociale, dell'integrazione, dell'inserimento sociolavorativo, materia che appartiene specificamente alle competenze della regione, delle regioni, e da qui appunto la necessità, l'indispensabilità di un dialogo, di un percorso di reciproca collaborazione nell'interesse ovviamente della nostra utenza, ma direi nell'interesse più generale a che la nostra Costituzione, qualcuno la definisce la più bella del mondo, indica come appunto obiettivi irrinunciabili. Ora vorrei ricordare, ma come dato di sistema, come aspetto che sta sullo sfondo, ma che poi in realtà, come diceva la Presidente Magaraggia, richiama il significato profondo di tutti i discorsi che facciamo sul carcere anche in questo pomeriggio sul lavoro penitenziario, che l'orizzonte sul quale, lo scenario sul quale noi ci muoviamo non è appunto uno scenario rimesso alla estemporanea buona volontà degli attori istituzionali, ma abbiamo una cornice che è innanzitutto costituzionale, ma comunque ordinamentale, legale, che definisce in maniera estremamente chiara quelli che sono gli obblighi e gli sforzi che quindi in ambito istituzionale tutti, ripeto, tutti dobbiamo realizzare. Partirei, ma mi limito, perché questo non è un convegno giuridico ovviamente, questo è ha l'ambizione di essere un momento di riflessione che appunto mette insieme tante voci, tante sensibilità differenti, il mondo dell'impresa, il mondo delle istituzioni, il mondo del volontariato, il mondo della cultura, però vorrei ricordare che ci sono delle norme dell'ordinamento penitenziario che definiscono proprio lo scopo dell'esecuzione penale e che attribuiscono al lavoro delle persone detenute un ruolo fondamentale in quella che è proprio il mandato istituzionale, aggiungerei costituzionale, delle istituzioni che si occupano di questa materia. Sappiamo tutti, conosciamo tutti l'articolo 27, la proiezione finalistica verso la rieducazione possibile delle persone detenute. Le norme dell'ordinamento penitenziario declinano questo principio e quindi hanno una connotazione sostanzialmente costituzionale nel sottolineare quella che è la funzione della pena, cioè la pena deve servire. Oggi va molto di moda l'abbinamento pena-sicurezza, che certamente coglie un profilo importante,
ma che in realtà non coglie quello che è la dimensione direi sostanziale e costituzionale della pena. Certamente il carcere e le funzioni di polizia, della polizia penitenziaria in particolare, partecipano del sistema della sicurezza collettiva, però lo scopo della pena e il lavoro nell'ambito di esso assume una funzione fondamentale, non è soltanto quella di realizzare la sicurezza della collettività, ma è quella di innescare dei processi di cambiamento delle persone che sono sottoposte all'esecuzione penale. C'è una norma, che è l'articolo 1 del regolamento di esecuzione, il DPR 230 del 2000, che si deve ad un'altra grande figura del nostro mondo, Alessandro Margara, che appunto rappresenta uno dei, forse la declinazione sul piano penitenziario del principio di uguaglianza sostanziale del secondo comma dell'articolo 3, laddove si dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. La declinazione penitenziaria di questo principio la troviamo proprio nel regolamento di esecuzione, dove si dice che appunto l'esecuzione penale serve per intervenire a rimuovere quelle che sono le cause che hanno determinato l'errore, a volte tragico, che ha portato la persona nel circuito dell'esecuzione penale. Quindi una sorta di applicazione all'ambito penitenziario dello Stato sociale di diritto, l'intervenire sugli elementi che hanno determinato appunto l'illecito penale e quindi l'esecuzione. In quest'ambito si colloca quindi il trattamento, il cosiddetto trattamento rieducativo, che l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario costruisce intorno ad una serie di elementi fondamentali, tra cui l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, la partecipazione a progetti di pubblica utilità, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, i contatti con la comunità esterna. Questi sono i pilastri, gli elementi fondamentali del trattamento. Quel trattamento che, ripeto, ha un preciso aggancio costituzionale, quindi, diciamo, da un punto di vista logico, ma anche sostanziale e politico, il lavoro diventa uno degli elementi che, anche in una prospettiva costituzionale, connota la fase dell'esecuzione della pena. Quindi il lavoro delle persone detenute e internate non è appunto un qualcosa che sì, c'è, non c'è, fa lo stesso, no, è una cosa estremamente seria, estremamente importante, che quindi ovviamente implica uno sforzo da parte di tutti gli attori pubblici e privati dei territori in una direzione ben precisa. La norma di riferimento dell'ordinamento penitenziario è l'articolo 20, che è stata notevolmente rimaneggiata nel 2018 dalla mini riforma penitenziaria, quella che ha fatto seguito agli stati generali dell'esecuzione della pena, ai lavori della Commissione Giostra, e che ha eliminato, e questo è un profilo molto importante sul piano culturale, proprio sul piano del significato, il dato della obbligatorietà del lavoro penitenziario. Il lavoro penitenziario non è più obbligatorio. Qualcuno potrebbe storcere il naso, dice: ma perché? Per quale ragione? Anzi, il lavoro dovrebbe essere obbligatorio perché rientra in una logica di tipo rieducativo ancorata al momento dell'espiazione. Hai fatto del male, devi espiare nell'ambito di un giudizio di responsabilità, e dovendo espiare quindi devi anche necessariamente lavorare. E questa è una concezione, per la verità, tutt'altro che eccentrica, anzi forse, diciamo, le prime esperienze di esecuzione penale nell'Ottocento erano fondate su questa costruzione logica e politico-culturale. Tuttavia il nostro sistema va in un'altra direzione, dice: il lavoro non è obbligatorio, è sempre volontario, come è volontaria la partecipazione al trattamento. E perché? Perché il processo che il nostro sistema ha inteso realizzare è un processo che vuole equiparare sostanzialmente il lavoro
penitenziario al lavoro della società libera e quindi il lavoro del detenuto al lavoro del cittadino non detenuto, in un percorso che intende attribuire al lavoratore detenuto gli stessi diritti e gli stessi doveri del lavoratore libero, nell'ambito di un rapporto che, il processo è lungo, non privo di contraddizioni nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, finisce per portare a qualificare il lavoro penitenziario come nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, un contratto atipico certamente, ma che anche quando il detenuto lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria si declina secondo quello schema giuridico formale. Stessi diritti e stessi doveri, il che significa appunto che i detenuti, le persone detenute internate hanno diritto ad una retribuzione, hanno diritto, dopo una sentenza del 2001 della Corte Costituzionale, delle ferie retribuite, alla malattia, ai contributi assistenziali e previdenziali. Certo, permangono elementi di specialità, la riforma del 2018 ha fatto sì che la remunerazione delle persone detenute sia pari ai 2/3 della remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva, però per apprezzare il significato di questa previsione basta dire che per effetto di questa norma il quantum della retribuzione delle persone detenute è aumentata dell'80% per effetto appunto di questa sia pur parziale assimilazione alla previsione dei contratti collettivi, il che appunto credo dia la misura della importanza della novità. Ora, qual è, al di là del dato formale, lo stato diciamo, di salute del lavoro all'interno degli istituti penitenziari? Noi abbiamo a disposizione delle serie storiche che sono molto eloquenti a mio giudizio e che raccontano come tra il 1991 e il 2021 ci sia una percentuale tendenzialmente stabile di persone detenute che lavorano. Questa percentuale è poco al di sotto del 35%, il 34,46% nel giugno del 91 e subisce degli scostamenti quasi inapprezzabili, si arriva, anzi per la verità c'è un dato in diminuzione, nel giugno del 2021 era il 33,48%, quindi passano 30 anni e nonostante gli sforzi, nonostante l'evoluzione normativa che è stata prima anche ricordata dalla Presidente Magaraggia, non riusciamo ad andare oltre questo dato percentuale che comunque certamente non elevatissimo. Abbiamo avuto certamente annate molto in cui la percentuale era bassissima, nel 2012 ad esempio lavoravano circa il 19%, poco sotto il 20% delle persone detenute internate, però ecco il dato tendenzialmente stabile è quello che ho prima riferito. Ma che cos'è questo lavoro penitenziario? Quali sono le sue caratteristiche fondamentalmente? Allora, semplificando, due sono i grandi ambiti in cui il lavoro penitenziario trova concreta esplicazione. Il primo, lo ricordava la Presidente Magaraggia, è il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. E questa una realtà che la fa da padrone e rispetto appunto a quel dato percentuale che ho dato prima, non c'è dubbio che la stragrande maggioranza delle persone detenute internate che lavorino alle dipendenze dell'amministrazione. Circa il 28 di quel 34% lavorano per l'amministrazione penitenziaria. Il dato al 30 di giugno di quest'anno era di 16.181 persone detenute o internate che lavoravano per l'amministrazione penitenziaria. Si è molto discusso su questo dato
c'è chi lo critica o lo valuta in termini critici, per meglio dire. Io credo che anche il lavoro per l'amministrazione penitenziaria abbia un significato, una sua dignità anche in quella prospettiva rieducativa che non possiamo nascondere, togliere dall'ambito del discorso sul lavoro penitenziario. Il lavoro penitenziario, anche se è stato coinvolto da questo processo di progressiva assimilazione, progressiva equiparazione al lavoro della società libera, ha comunque delle sue connotazioni che gli derivano proprio, come dicevo in avvio, dall'essere un elemento del trattamento rieducativo, quindi è un qualcosa che ha una specifica funzionalità, risponde a degli obiettivi di natura trattamentale e quindi a mio giudizio assume anche un valore educativo il lavorare per l'amministrazione. I lavori che sono stati prima ricordati per i servizi all'interno degli istituti penitenziari possono, come dire, anche giustificarsi in una logica di tipo educativo, nel senso che prendersi cura degli spazi comuni, facendo le pulizie, lavorando per la MOF, cioè i servizi della manutenzione ai fabbricati degli istituti penitenziari, io ritengo che possano certamente pienamente giustificarsi anche in un'ottica di tipo rieducativo. C'è il dato anche dell'utilità pubblica del lavoro che si presta per l'amministrazione, quindi in termini assoluti non sarei del tutto contrario, anche se è vero che la possibilità di lavorare per dei soggetti esterni acquisisce sul piano ancora una volta educativo una valenza altrettanto importante, perché significa appunto partecipare di un processo di tendenziale ritorno a quella che è la società con le sue regole, che sono anche le regole del mercato, le regole del fare in modo che la propria attività sia un'attività che produce degli effetti positivi per la realtà imprenditoriale che ti ha assunto, ed è forse la ragione per la quale nel passato l'amministrazione ha provato ad esternalizzare alcuni servizi, proprio quei servizi che oggi invece sono ritornati all'amministrazione. Un tentativo che però è abortito perché doveva fare i conti con l'estrema complessità delle gare, l'estrema complessità dal punto anche di vista contabile, per cui l'assetto è quello che conosciamo. Un assetto non privo di problemi, chiunque frequenti il carcere sa che la necessità di far quadrare i conti all'interno degli istituti rispetto ai fondi che sono messi a disposizione per le remunerazioni porta a utilizzare lo strumento della rotazione nei posti fissi, che ovviamente poi fa sì che le nostre statistiche siano un po' drogate, perché poi se andiamo a vedere quanto lavorano i singoli detenuti, in alcune realtà è un lavoro che è limitato a poche ore al giorno, quando non poche ore alla settimana. Peraltro anche qui va dato atto che l'amministrazione nel tempo ha significativamente incrementato i fondi che sono stati messi a disposizione delle lavorazioni all'interno degli istituti penitenziari. Noi siamo passati dal 2013, allorché erano stati stanziati circa 49 milioni di euro, al 2021, allorché sono stati stanziati 124 milioni di euro per la retribuzione delle persone detenute, e questo ci deve far riflettere in termini critici, ovviamente autocritici, di miglioramento della nostra capacità di performance, perché la percentuale, come ho detto prima, continua ad essere sostanzialmente stabile o con degli scostamenti che sono inapprezzabili. Tra l'altro il dato dell'incremento esponenziale delle somme destinate è tanto più significativo se consideriamo che nel 2013 a fronte di 49 milioni di euro c'erano 65.000 detenuti,
oggi con 53.000 detenuti, oggi nel 2021 per la verità, 124 milioni, quindi diminuiscono i detenuti, aumentano in maniera significativa le risorse messe a disposizione, il numero dei detenuti comunque che lavorano rimane comunque stabile. Certo, nel frattempo c'è stato il dato che ho prima ricordato, che adesso li paghiamo di più perché ora il riferimento è alla contrattazione collettiva, però resta il dato sistemico che noi non riusciamo a far lavorare più di un certo numero di detenuti, e questo ovviamente ci deve far molto riflettere. Credo che occasioni come queste rispondano a questo obiettivo. Dicevo, 16.181 sono i detenuti che lavorano oggi alle dipendenze dell'amministrazione, solo 1.200 lavorano nell'ambito delle attività agricole, nell'ambito delle attività industriali, nelle colonie, nei laboratori, negli spazi adibiti alle lavorazioni degli istituti penitenziari. 802 nelle colonie agricole, solo 340 nelle attività industriali, per un totale, ripeto, di 1.200 su 16.181. E quindi questo è un elemento di riflessione importante su cui ci dobbiamo soffermare. Tanto più se poi andiamo a vedere l'altra macro area, l'altro ambito fondamentale del lavoro penitenziario, cioè quello che viene svolto alle dipendenze dei soggetti privati. Su questo mi limito a dire alcune cose che però credo possano essere utili alla nostra riflessione. Intanto che appunto la già ricordata mini riforma penitenziaria, che è quella del 2018, cioè quella che appunto ha fatto seguito a quella grande stagione di riforme che in tanti auspicavamo e che poi però non ha potuto concretizzarsi, l'articolo 25 bis dell'ordinamento penitenziario ha previsto le commissioni regionali istituite presso i provveditorati e che hanno appunto il compito di, come si dice con un brutto anglismo, matchare la domanda e l'offerta di lavoro, cioè sono luoghi delle camere dei luoghi di incontro tra il mondo istituzionale, l'amministrazione, la regione appunto, quindi l'ente locale, il territorio, le associazioni di categoria, in particolare gli imprenditori, dove dovrebbe aver luogo appunto la realizzazione delle politiche pubbliche per favorire il lavoro penitenziario e l'ingresso trionfante di un'impresa alla quale, come ora dirò, si danno degli strumenti anche normativi importanti per fare impresa in un contesto certamente complicato come quello del penitenziario. La legge Smuraglia, lo ricordava la Presidente Magaragia, è del 2000, quindi parliamo, è coeva all'ordinamento, al regolamento di esecuzione di Margara, quindi sono passati 22 anni. Abbiamo a disposizione, lo dico ancora una volta perché occasioni come queste servono anche per pubblicizzare gli strumenti di cui disponiamo, e quindi lo dico agli imprenditori, alle espressioni diciamo dell'associazionismo che dovessero essere presenti, che appunto consegna all'impresa delle opportunità straordinarie, nel senso che secondo la legge Smuraglia, mi limito a ricordarlo per punti, con la legge Smuraglia l'amministrazione, noi, i carceri, gli istituti penitenziari cedono gratuitamente i locali, che sono sempre a norma rispetto alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, con le attrezzature eventualmente esistenti all'interno. Viene corrisposto un bonus di 520 euro mensili sotto forma di credito d'imposta per ogni persona detenuta che viene assunta, anche per il periodo che è necessario alla formazione. Gli oneri contributivi sono abbattuti del 95%, sono pressoché inesistenti. Le agevolazioni soprattutto proseguono per circa 18-24 mesi dopo il periodo successivamente alla scarcerazione del detenuto, questa condizione che ovviamente prosegua il medesimo rapporto di lavoro con il datore che lo aveva assunto. Quindi abbiamo veramente
dei risparmi clamorosi, lo dico in un'ottica economicistica che è quella ovviamente che muove l'impresa, che non sia mossa soltanto da una pur apprezzabile, come dire, vocazione etica o sociale, ma anche l'impresa che vuole semplicemente fare impresa risparmia su tutto, sui costi di affitto, di acquisto dei locali, sull'acquisto dei macchinari, sulle spese che a volte sono anche significative per iniziare l'attività, sui costi di sorveglianza, sugli impianti, oltre ai risparmi di natura fiscale e contributiva che ho prima ricordato, e anche sulla formazione del personale, oltre che conclusivamente sul costo del lavoro. Quindi diciamo è una prospettiva che dovrebbe fare una certa dovrebbe fare una certa suscitare un certo interesse, però appunto ancora abbiamo numeri troppo bassi. Oggi sono assunti alle dipendenze degli imprenditori privati al 30 giugno del 2022 soltanto 2.473 persone, quindi abbiamo detto 16.181 lavorano per l'amministrazione, soltanto 2.473 di cui 969 all'interno degli istituti penitenziari, la restante parte escono fuori dal carcere per andare a lavorare fuori dai nostri istituti. Questo pone appunto un problema importante. Noi abbiamo come amministrazione nell'ultimo periodo cercato di agevolare tutte le iniziative per rafforzare il lavoro penitenziario rispetto a delle politiche dell'amministrazione che nel recente passato si erano più orientate verso il lavoro di pubblica utilità, che è un altro segmento importante anche sotto il profilo, diciamo, propriamente trattamentale, perché lavorare per una comunità, per un territorio, è un modo anche di realizzare un percorso di reinserimento e di tipo lato sensu educativo, è un modo per rimarginare la ferita sociale che il reato ha prodotto all'interno di una collettività. Tuttavia non possiamo dimenticare che il lavoro di pubblica utilità è un lavoro gratuito, è un lavoro volontario ovviamente come l'altro, e a volte, devo dire, non sempre professionalizzante. Noi abbiamo avuto diversi esempi di protocolli anche significativi che vanno certamente incoraggiati, che sono stati considerati anche come best practice perfino dal UNODC come appunto pratiche positive da esportare anche in altri contesti penitenziari, in particolare nell'America Latina. Tuttavia, ripeto, il dato della gratuità è un dato che deve fare i conti col fatto che poi le persone detenute certamente partecipano ad un percorso educativo, ma hanno anche dei bisogni fondamentali e soprattutto devono imparare un qualcosa che poi sia spendibile nel momento del loro ritorno in società, e non sempre i lavori di pubblica utilità corrispondono a questo identikit. Quindi appunto ci siamo molto orientati verso soprattutto il lavoro retribuito piuttosto che il lavoro di pubblica utilità. Abbiamo nel giugno scorso stipulato un protocollo importante, Ministero della Giustizia, Ministra Cartabia, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, il Ministro Colao, che hanno appunto previsto l'impiego di diverse unità, migliaia di unità di persone detenute nell'ambito di progetti di innovazione tecnologica, anche se ovviamente la loro attività era versata più sul piano materiale, quindi per lo scavo e la posa della fibra ottica. Un network di imprese molto qualificato ha appunto fatto una richiesta forte di manodopera, rivolgendosi anche in ragione delle grandi opportunità dal punto di vista economico all'amministrazione penitenziaria. Questa crediamo debba essere la strada, cioè quella appunto dell'incontro tra le amministrazioni, in questo caso amministrazione a livello
nazionale, ma appunto il mondo delle imprese riunito in momenti, come dire, in associazioni di imprese che hanno manifestato una disponibilità molto forte che poi si è tradotta sui territori in una risposta ancora, diciamo, con delle potenzialità evidenti e importanti, ma che riteniamo nel prossimo futuro possano essere adeguatamente sfruttate. Credo di essere arrivato in conclusione. Avevo tutta una parte sulla detenzione femminile, ma siccome siamo qui a Venezia, Venezia è luogo di testimonianza di un'importante esperienza anche di lavoro all'interno del carcere proprio per le detenute femminili. Io sono reduce da una visita alla Giudecca questa mattina, ho visto come dire, la presenza di una realtà estremamente vitale, pur con le difficoltà che caratterizzano il nostro sistema, e trattandosi di un'esperienza che, come dire, rientra nell'ambito delle competenze, della responsabilità e devo dire anche della ottima attività che viene svolta dagli operatori della dottoressa Milano Franco d'Aragona, volentieri lascio a lei una riflessione su questa parte. Concludo ovviamente ringraziandovi ancora una volta per questo invito così importante. Davvero aiutateci a essere come dire, parte di un sistema che attua la Costituzione e realizza poi quelli che sono i valori fondamentali dell'uomo. Papa Francesco da poco ha detto un uomo che non lavora è un uomo senza dignità, e questa credo sia una verità profonda, che esprime tra l'altro una forse non casuale consonanza con quelli che sono ancora una volta i principi della Costituzione, laddove si dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, tutti i cittadini, anche le persone detenute. Anche le persone detenute devono poter avere questa dignità, anche le persone detenute devono, qua c'è un elemento non di obbligatorietà ma di doverosità, in quanto partecipi della cittadinanza, partecipare a quel progresso morale e materiale della società che costituisce, come dire, l'insè di ogni esperienza lavorativa, come ci insegna il capoverso dell'articolo 4 della nostra Carta fondamentale. Grazie. Ringrazio il Capo Dipartimento per l'affresco che ci ha dato su questa realtà e anche per i dati concreti che ci ha portato. E adesso andiamo più sul concreto e lascio la parola alla dottoressa Maria Milano Franco d'Aragona, che è il provveditore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Prima vorrei ringraziare tutti i presenti, anche le autorità, e un ringraziamento particolare al nostro Presidente della Corte d'Appello, Carlo Citterio. Grazie Presidente Antonella Magaraggia per l'invito, grazie anche al, posso dire, mio Presidente Carlo Reinoldi, il quale, onorandoci con la sua presenza, dimostra ancora una volta quanto sia particolarmente sensibile alla tematica che oggi affrontiamo, e poi grazie anche alla dottoressa Angela Venezia, che ha voluto fortemente questo, che ha incontrato l'associazione Ateneo, che ha voluto fortemente questo convegno, alla dottoressa Pastega, alla dottoressa Filippi e a tutte le autorità, al Comune di Venezia che ha concesso questa prestigiosa sala. No, è nostra. Ah, è nostra, e allora ecco, perfetto, è all'Ateneo. Va bene, allora sappiate che io sono specializzata per le GAF, ma questo quantomeno rende, come dire, una parte, è la parte mia umana che viene fuori. Allora, proprio perché sono specializzata per le GAF, vi dico subito che quello che vi racconterò lo leggo per
per questa mia specialità, e il capo del Dipartimento prima faceva riferimento alla visita che ha fatto oggi alla Giudecca e ha sentito un dato sorprendente, cioè ha sentito che su 73 detenute presenti nella casa di reclusione 54 o 55, anche lì do i numeri, comunque lavorano, e questo per me è veramente un dato sorprendente perché è una vera casa di reclusione. E la direttrice che è qua presente, quando il capo dipartimento le ha chiesto come mai le altre non sono impegnate in attività lavorative, ha detto proprio perché materialmente non ce la fanno, non possono. Poi siamo andati a vedere le lavorazioni col capo del dipartimento e qua abbiamo una prestigiosissima e bellissima lavanderia, l'unica della laguna. Tanto è vero che i più grandi alberghi, e mi piace, come dico io, darmi un po' di aria come amministrazione penitenziaria, sono, posso dire, nostri clienti. Abbiamo il laboratorio di cosmetica, abbiamo la sartoria, cioè perché io veramente sono lavorazioni che mi preesistono, quindi diciamo che io le ho trovate e, come dire, ne godo, ma cerco di promuoverle il più possibile. E quindi questa realtà, come diceva anche la Presidente Magaraggia, è una realtà veramente florida. Questo per raccontare di quello che succede soltanto a Venezia, ma poi c'è la realtà di Padova, la reclusione di Padova, e qua è presente, c'è anche il direttore Mazzeo, dove appunto ci sono c'è Giotto, c'è l'altra città, adesso le dimentico sicuramente qualcuno, ma non voletemi del male per questo, e poi c'è la realtà di Treviso, e poi c'è la realtà di Vicenza, dove di nuovo c'è la cooperativa M25, siamo in procinto di fare di dare un altro locale, che abbiamo una cucina super attrezzata. E quindi ci sono tante realtà, c'è veramente un grandissimo fervore, e soprattutto, voglio dirlo pubblicamente, un terzo settore che ci aiuta di fatto a portare avanti il mandato costituzionale. Allora, io ho scritto qualche appunto e ho detto, riflettendo, perché poi questi inviti mi servono sempre, io sono una praticona e mi servono sempre un pochino per riflettere sulle teorie. Diversamente, esattamente qual è il suo lavoro? Qual è il mio lavoro? Va bene. Allora sì, perché è vero, perché l'amministrazione penitenziaria, il sottotitolo è questa sconosciuta, perché siamo sempre appunto all'interno delle carceri. Io sono il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, e cioè in buona sostanza dovrei e tento di coordinare i direttori e quindi gli istituti penitenziari. In quest'ambito, cioè nell'ambito del lavoro, devo promuovere le attività lavorative, posso stipulare delle convenzioni e devo essere in qualche modo un emoliente, cioè quindi un trade union tra le direzioni e il territorio. Questo è il mio compito. Grazie. Allora, io credo che sia importante, prima di entrare nel vivo della tematica, ricordare come nella storia della detenzione il lavoro, prima della riforma del regolamento carcerario del 31, era una parte integrante della pena. La sua natura era unicamente afflittiva. Esso era meno duro o più duro a seconda della gravità del reato. Costò caro all'Italia in termini di sanzione da parte dell'istituzione europea non regolare il lavoro penitenziario sotto l'ottica della funzione rieducativa e risocializzante, che invece è stata introdotta dal legislatore del 75, il quale, come ha già ricordato il Presidente, ha assunto un orientamento costituzionale. La funzione rieducativa della pena e il senso di umanità sono il nostro mandato costituzionale dell'amministrazione penitenziaria. Dobbiamo proseguire sulla strada di un modello organizzato e di gestione, perché questo, tra l'altro, garantisce anche sicurezza alla comunità.
L'esigenza di un profondo rinnovamento del modello di detenzione trova fondamento anche nel nuovo senso della pena che si va radicando nella cultura politica e sociale. Conciliare severità e umanità è un esercizio difficile che richiede forte senso per il rigore della legge e grande attenzione per le condizioni reali a cui i detenuti sono sottoposti. Il carcere ha sperimentato le prime e massime forme di lavoro atipico. Chi lavora in carcere è occupato spesso per poche ore al giorno, per pochi giorni alla settimana, per poche settimane al mese e guadagna in media 200 euro. Sottolineo l'importanza invece dell'apertura alla società esterna, un'apertura che non significa, come dicevo prima, pericolo, ma più sicurezza, visto in coloro che scontano parte della pena, cosa che si vede in coloro che scontano parte della pena, in misura alternativa, perché in quel caso il tasso di recidività diminuisce completamente. La sanzione penale quindi deve diventare qualcosa di responsabilizzante, non di inutile, non qualcosa di meramente passivo. Dobbiamo quindi rinnovare profondamente il modello di detenzione, ma anche il modello di pena in sé e per sé, che non può essere soltanto uno schiacciamento, che non può essere soltanto schiacciato verso il carcere, come purtroppo per molto tempo è capitato. Il lavoro deve essere un'abitudine quotidiana, deve essere il principio del vivere legale, deve consentire al detenuto di far parte di un'attività produttiva che gli permetta di conseguire disponibilità economiche idonee a soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. La valenza rieducativa del lavoro è ovviamente in stretta correlazione con le caratteristiche del lavoro medesimo. Il lavoro non ha prevalentemente lo scopo di tenere occupati i detenuti per tutta la giornata lavorativa, ma quello di fornire al detenuto un'idonea preparazione in vista del suo rientro nella società. La legge Smuraglia, l'ha ricordato il capo del Dipartimento, che è del 2000, incentiva l'intervento delle cooperative sociali, degli imprenditori pubblici e privati attraverso sgravi fiscali, detrazioni, incentivi, nuove procedure amministrative e contrattuali. Con questa legge, ad esempio, il pagamento della retribuzione è una percentuale inferiore rispetto a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali, sia per stimolare l'imprenditore a dar lavoro in carcere, sia per compensare la poca professionalizzazione dei detenuti. L'amministrazione penitenziaria, attraverso il provveditorato e per mezzo di esso, può stipulare, come dicevo prima, apposite convenzioni con le realtà produttive dell'area di competenza che abbiano interesse proprio a fornire attività lavorative ai detenuti. Un ulteriore incentivo di carattere economico per le imprese e per le cooperative sociali che intendano valersi della manodopera penitenziaria in ambito intramurario è costituito dalla previsione regolamentare secondo quale le direzioni degli istituti concedono in comodato d'uso dei locali che sono attrezzati e che abbattono in questo caso, come lo ricordava già anche il capo dipartimento, le spese dell'attività produttiva. Un piccolo accenno l'ha fatto il capo dipartimento, ma lo rifaccio anch'io, al lavoro di pubblica utilità, importante strumento di risocializzazione e di inserimento, oltre che di profonda opportunità di crescita e di introspezione personale. L'impegno lavorativo non remunerato a favore della collettività resta particolarmente adatto a rispondere al bisogno di risocializzazione per l'importanza ideale che è capace di esprimere e che ben può svolgere. L'assenza di remunerazione e di volontarietà della prestazione sottolineano la grande importanza trattamentale del lavoro, il quale deve essere visto come una forma di risarcimento in favore della società ed occasione per la valutazione critica del proprio passato. Vi ringrazio per la vostra partecipazione. È fondamentale avere un'unità di intenti e una condivisione verso un unico obiettivo:
La società civile che si impegna a reinserire le persone che hanno infranto la legge, rotto il patto sociale, sa che l'integrazione è davvero l'unico antidoto contro la recidiva. Questa società, secondo me, è tenuta a mettere al servizio il sapere concreto dell'intelligenza, fatta di errori e di fallimenti, ma anche di compressione dei problemi e di condivisione delle prospettive e di concretezza delle soluzioni. Vi volevo leggere, ma perché ieri mi è capitata sotto gli occhi, allora ho detto, proviamo a portarla a questo uditorio. Quanto ha scritto nel Natale del 2021 Davide Sassoli, lui dice: è la nostra sfida quella di un mondo nuovo, che rispetta le persone, la natura e crede in una nuova economia. La speranza siamo noi. Quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo i muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia. Grazie. Grazie dottoressa anche per il messaggio di speranza che ha lanciato. Adesso passiamo dalle parole alle immagini. Entriamo in carcere con un documentario, dal carcere di Treviso, con un documentario che è stato realizzato da Giovanna Pastega e Andrea Basso, che ringrazio. In carcere non si entra, entrano solo gli addetti ai lavori. Quando si sente parlare di anni di carcere, lo manderei in carcere, chiuderei la chiave, forse bisognerebbe fare un passaggio in quei luoghi e tra quelle persone. Oggi ne abbiamo l'opportunità, chiedo al tecnico di mandare il documentario. Il mio nome è Dinja Bleder, la provenienza di Albania. Sono un detenuto ergastolano, fine pena mai. Lavoro da 6 anni con questa cooperativa, lavoriamo per una ditta come terzini per camere e qua facciamo un lavoro di assemblaggio, lavoro di catena. Allora io sono uno dei più vecchi qua, perché tutti sono con condanne piccole, 3 anni, 4 anni, invece io sono rimasto qua con condanna lunga per reati che ho fatto gioventù in passato, ho fatto un po' reati brutti, che è giusto anche pagare, però col lavoro veramente ho trovato una vita nuova, perché il lavoro ti dà dignità. Alternativa Ambiente all'interno del carcere della casa circondariale di Treviso ha un laboratorio, un polo occupazionale che occupa una ventina di detenuti in questo momento e ha dentro attività sviluppate su diversi ambiti. Il primo è quello relativo all'assemblaggio di termostati elettronici. Non è un semplice assemblaggio, è un'attività delicata e complessa per la quale i detenuti che ci lavorano hanno avuto una formazione specifica e quindi questo consente appunto la realizzazione del prodotto finale, che tra l'altro è un prodotto che va immesso direttamente sul mercato e il test di verifica viene fatto qui all'interno dei laboratori. Noi è come fossimo una parte dell'azienda, tant'è vero che anche l'azienda stessa manda proprio personale per visionare la produzione, per verificare la qualità del prodotto a campione, verifiche che vengono effettuate comunque anche presso la sede dell'azienda. Questo tipo di attività rispetto a una qualsiasi altra attività di assemblaggio semplice porta a un livello di professionalità più elevato e impegna il detenuto
in maniera puntuale e precisa, nel senso che deve dedicare parecchia attenzione, perché si tratta di fare anche delle operazioni di saldatura che lavorano sul millimetro, quindi non si tratta appunto di un'attività banale, e questo è un aspetto importante per il detenuto, perché certamente eleva il livello di professionalità, ma porta anche una maggiore soddisfazione, perché si vede proprio un prodotto che nasce dalla semplice scatola e arriva fino alla fine. Io mi alzo 7 mattina, mi faccio colazione, mi preparo per lavoro, torno 8:30, viene in lavoro con i miei compagni e prepariamo il lavoro mattina. Allora decidiamo i punti, prendiamo i punti sul datore di lavoro, cosa dobbiamo fare oggi, e il datore di lavoro con precisioni devono fare tot pancali o tot le termostati in base di ordinazione, e la nostra giornata non si sente che sei in carcere. Io parlo per noi che lavoriamo, perché il resto non è che passano come noi. Un modo noi siamo un po' fortunati a confronto di altri nostri compagni. Qual è la cosa che le piace di più di questo lavoro che sta facendo? A me mi dà soddisfazione quanti un prodotto viene buon fine, quanti datore di lavoro ti fa complimenti, e per me è una grande cosa questa. Queste persone sono regolarmente assunte con un contratto di lavoro con uno stipendio, quindi non c'è niente di diverso rispetto a un lavoratore esterno, ci sono gli stessi diritti, gli stessi doveri. La fase di formazione è fondamentale e viene effettuata nel momento in cui il detenuto arriva all'interno del laboratorio e deve pian pianino acquisire quelle competenze e quelle conoscenze necessarie per realizzare il prodotto in maniera conforme a quello che ci viene chiesto dal cliente. Quanti pezzi producete, riuscite a produrre in un anno per questa tipologia di lavoro? In un anno stiamo ragionando sui 100-120 mila pezzi a seconda dell'annata, però questi sono i numeri che di fatto noi lavoriamo. Io mantengo anche la famiglia con il lavoro. Io non ho avuto mai un lavoro fuori, perché facevo le cose che è stato difficile per me fuori entrare nel mondo di lavoro, perché sembrava a me sono cose facili, delinquere, fare cose brutte. Invece con la carcere, non è bello carcere perché è una cosa brutta, io faccio dire a tutti i ragazzi una cosa triste, fai male a altre persone, però io ho cercato di cambiare la mia vita. Cioè, col lavoro ho trovato la dignità e spero un giorno che anche fuori trovi un lavoro onesto, giusto, come hanno fatto i nostri genitori. Quali altre linee ci sono di lavoro? Abbiamo una lavorazione molto più semplice, che è un assemblaggio di cartoni, lo facciamo per una ditta del territorio. Si tratta di componenti che vengono realizzati per l'imballaggio di mobilio. Siamo in un momento in cui il green va di moda, ma è una questione anche proprio di possibilità di riciclo, quindi al polistirolo viene sostituito il cartone, e quindi molte ditte si sono lanciate su questo settore, e quindi anche noi abbiamo recepito un po' quello che il mercato richiede. Chiaramente è una lavorazione molto più semplice, che consente di inserire tutte quelle persone che magari non hanno le competenze specifiche per poter fare l'assemblaggio dei termostati, ma che lo stesso hanno delle capacità manuali e quindi possono realizzare questo tipo di lavorazioni. Ultima linea di produzione di lavoro? È quella in cui ci troviamo qua dentro. Questo è un laboratorio di digitalizzazione. In questo momento è fermo perché non ci sono detenuti che ci lavorano. Qui ci occupiamo della digitalizzazione di pratiche prevalentemente
di società pubbliche e di enti pubblici che prevedono sostanzialmente la presa in carico dei documenti, la fascicolazione dei documenti, vengono riordinati, vengono tolti punti metallici, grafete e quant'altro, vengono controllati i fogli, il tutto dopo viene passato all'interno di scanner che portano su supporto digitale i contenuti. Il lavoro nelle carceri, in tutte le carceri italiane, segue dei percorsi ben definiti che partono dalla lettura della realtà umana che c'è all'interno del carcere, quindi un'analisi del microcosmo umano che abbiamo, per poi vedere come agganciarlo alle possibilità che dall'esterno ci vengono per applicare queste persone a diverse tipologie di lavoro. Quindi si va da modelli lavorativi più semplici ed elementari a modelli a lavorazioni più complesse che esigono una maggiore professionalità. L'approccio educativo per le persone adulte in carcere esige una visione un po' più ampia che non è focalizzata solo sul lavoro, perché ricordiamo che non abbiamo a che fare con cittadini che semplicemente stanno cercando un lavoro o un inserimento possibile. Sono persone che prima di tutto hanno una storia, un background e anche una condizione giuridica particolare. Quindi il primo passaggio è capire quali sono le condizioni giuridiche oggettive e quali sono le loro condizioni soggettive, quindi se sono imputati oppure condannati, se hanno reati che consentono certi tipi di inserimento piuttosto che altri, e le condizioni soggettive, cioè se hanno caratteristiche di stabilità comportamentale, se hanno bisogno di un percorso di formazione preliminare o di base scolastico oppure di formazione professionale. Solo quando questo quadro è sufficientemente chiaro si può pensare all'inserimento lavorativo. A quel punto, in base alle risultanze di quella che viene chiamata tecnicamente osservazione della personalità, si inizia a delineare un piano individuale, un programma personale. In questo il lavoro è uno degli elementi decisivi, ma non l'unico, perché l'attività formativa, scolastica, la formazione professionale, le attività culturali, sportive e le relazioni con la famiglia e la regione sono tanti pezzi che concorrono a aiutare, definire e guidare le persone verso una soluzione positiva e di sviluppo della loro vita. La cooperativa opera da 30 anni con il carcere ed è partita proprio con l'obiettivo di accogliere all'esterno del carcere detenuti in misura alternativa, in affidamento o anche semplicemente in permesso. E questo lo facciamo presso la nostra sede di Vascondi Carbonera, dove abbiamo diverse attività che spaziano dall'ambientale, quindi dalla raccolta dei rifiuti, fino all'agricoltura biologica, alla produzione di prodotti da forno, alla gestione di servizi di pulizie, manutenzione del verde, servizi cimiteriali, quindi è abbastanza ampio. La nostra realtà occupa in questo momento 450 persone e quindi certamente la possibilità di uno sbocco all'esterno delle mura del carcere c'è sempre, soprattutto in questo momento in cui c'è una forte richiesta di manodopera e c'è una carenza, direi, abbastanza evidente. Passare dall'interno all'esterno c'è una complessità di opportunità che sono i permessi premio, il lavoro all'esterno, la semilibertà, l'affidamento e altre misure alternative che consentono una gradualità di inserimento. È un discorso molto complesso che coinvolge un altro attore che è la magistratura di sorveglianza, che entra nel sistema come terzo, però è un elemento decisivo, nel senso che il percorso di reinserimento sociale non è mai fatto da un solo soggetto, è fatto da tanti soggetti. Questa complessità è un tema molto grosso che va sviluppato opportunamente. Mi chiamo Stingaggio Florin, vengo da Romania,
Ho 30 anni. Sono arrivato qua per un grande sbaglio, ho sbagliato una volta nella vita e spero che quello che succede qua mi dà un'opportunità per reintegrarmi in società e per poi iniziare una nuova vita, perché nella vita si sbaglia. Io vi dico la verità, ho avuto una vita non troppo... mai lavorato, questa è la prima volta che lavoro. Mi trovo bene col lavoro, qua passo più di metà tempo della mia condanna insieme con ragazzi, sono tutti bravi compagni, bravi lavoratori. Amo quello che faccio, perché ti occupa tempo, ti dà anche un stipendio e guadagni soldi tuoi personali puliti. Qua davvero ti fa vedere come prendere la vita e ti danno una nuova new chance, come si dice, una nuova opportunità per reintegrarti in società e per avere un nuovo futuro. Qua sono da 4 anni chiuso. Ce l'ho avuto tempo per riflettere le cose, per riflettere come la vita non è quello come facevo di prima, la vita deve essere un lavoro, deve avere un obiettivo, deve avere una cosa che ti dà una strada. Una strada, una via, giusto. Grazie per questo filmato e per tutto quello che ci ha fatto riflettere. E la parola ad Angela Venezia, direttore ufficio detenuti e trattamento del provveditorato regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Qui ragioniamo sempre come Triveneto. Certo, il nostro è un distretto, è il primo distretto italiano che ha visto 3 regioni, in realtà 2 province autonome, una regione a statuto speciale e una regione a statuto ordinario, e poi con le varie riforme per la spending review abbiamo avuto anche altri provveditorati sempre con 2-3 regioni. Bene, io intanto vi saluto tutti, buonasera e grazie mille per essere venuti. Io vorrei far notare a tutti che siamo dinanzi ad una platea con un'amministrazione penitenziaria non presente, presentissima, e questo non può che emozionarmi e farmi veramente piacere, perché questa è la dimostrazione oggettiva che l'amministrazione penitenziaria crede nella propria missione, crede nel proprio lavoro e soprattutto crede nel reinserimento delle persone. E da dove partiamo? A me è piaciuta moltissimo, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio Giovanna Pastega pubblicamente perché è stata veramente una fucina di idee e soprattutto una collaboratrice eccezionale, e anche il fatto stesso di averci presentato la dottoressa Magaraggia è la dimostrazione che non potevamo forse fare di meglio veramente. Quindi grazie a voi per averci ospitato in questo posto meraviglioso, perché dove è bello si può parlare di bellezza, dove c'è cortesia si può parlare di ricevere cortesia, dove c'è gentilezza si riceve gentilezza. E noi vogliamo dimostrare alla collettività, alla società esterna, che è possibile la gentilezza in carcere, è possibile la cortesia e soprattutto è possibile vivere il carcere come una risorsa. È difficile far passare questo messaggio nella collettività. Perché è difficile? Perché purtroppo di noi si parla sempre in maniera molto negativa. Di noi si parla solo ed esclusivamente quando il carcere rappresenta una criticità.
Noi non siamo solo criticità e questa è la dimostrazione. Purtroppo questi video li abbiamo creati e costruiti, io uso il plurale maiestatis, ma è evidente che li ha fatti Giovanna con il dottor Basso. Abbiamo costruito questi video proprio per far vedere alle classi imprenditoriali che il carcere non è solo quello che passa la stampa, non è solo quello che passano i giornali, che passano i social. Il carcere è produttività, è positività. Il carcere è possibile che diventi un momento di riflessione per le persone che hanno commesso degli errori. Come avete visto, è solo un caso, e ve lo sottolineo e sono sicura che il collega Quagliotto potrà testimoniarlo, è solo un caso che sono 2 detenuti stranieri, quelli del video di Treviso. Perché? Perché sono gli unici che hanno rilasciato la liberatoria per poter essere intervistati e quindi essere visti da tutti. Probabilmente proprio perché stranieri, se gli italiani forse hanno qualche remora a essere visibili. Ma sapete che io l'ho letto con molta positività questo? Perché quando si delinque si viene sbattuti tranquillamente con le foto sui giornali e poi nessuno, se si viene assolti, dice ma forse bisogna rimettere la foto e dire questo è uguale a questo, ma era innocente. E mentre lo straniero, e quindi l'italiano un po' si vergogna probabilmente, perché forse ha preso consapevolezza, comincia a ragionare sul fatto che in carcere sta probabilmente svolgendo qualcosa che all'esterno non gli era stato possibile fare o non aveva valutato di fare, perché noi non dobbiamo dimenticare che comunque la scelta di vita è una scelta individuale, è una scelta personale. Quindi non è detto che in carcere ci siano solo persone che ci capitano, ci sono anche persone, come diceva uno dei 2 detenuti, che aveva fatto una scelta di vita e che il carcere ha trasformato, facendogli vedere che ce n'era un'altra di possibilità, c'era un'altra strada, un'altra via. Ecco, questo è il nostro compito. Il compito dell'amministrazione penitenziaria, che oggi testimonia con la sua forte presenza, è quello di voler offrire una nuova visione. Guardate, noi non ci illudiamo di risolvere il problema della detenzione semplicemente offrendo opportunità. Noi non ci illudiamo di questo, noi offriamo le opportunità perché è l'unico modo che abbiamo per dimostrare agli altri, con il nostro esempio e con l'aiuto del territorio, che vi è una possibilità altra. Poi l'uomo fa la sua scelta e noi, dinanzi a quella scelta, agiamo di conseguenza come società civile. Ora, perché noi abbiamo pensato di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che è quello di sensibilizzare il territorio? Questo territorio, come hanno giustamente detto sia la dottoressa Magaraggia che il presidente Renoldi e la dottoressa Milano, è un territorio ricchissimo che è sempre stato disponibile, sempre. Io sono andata via dopo il mio primo mandato, dopo 9 anni di vita penitenziaria in Triveneto, e quando sono ritornata 1 anno e mezzo fa ad interim in questo territorio ero emozionatissima perché sono andata a visitare nuovamente tutti gli istituti del distretto e ho trovato in tutti gli istituti del distretto un fervore, una capacità di rinnovamento e un ampliamento di quelle attività che avevamo lasciate. Voglio ricordare Belluno. Belluno è un piccolo istituto tra le Dolomiti, un posto peraltro bellissimo dal punto di vista naturalistico, che ha quasi il 70% dei detenuti che lavora. Vorrei sottolineare una cosa. Noi parliamo di attività di reinserimento. Il reinserimento parte dal carcere. Quindi l'invito che io faccio ai nostri imprenditori è: venite in carcere a formare e a lavorare e a dare lavoro alle persone, delocalizzate dei segmenti di impresa all'interno degli istituti penitenziari e fate in modo che la società civile vi possa ringraziare per aver offerto l'opportunità, quella grande opportunità che serve non solo all'amministrazione penitenziaria, non solo al lavoratore, al detenuto che diventa un lavoratore,
ma serve anche e soprattutto alla società. Perché non dimentichiamo che gli ergastolani sono pochi, gli ergastoli ostativi sono pochissimi. Anche l'ergastolano dopo 20 anni può andare fuori a lavorare. Anche l'ergastolano arriverà il momento che potrà chiedere, se si comporta bene, di rientrare nel tessuto sociale. E quindi che cosa ne facciamo delle persone che rientrano nel tessuto sociale non cambiati, non modificati, che non hanno colto l'essenza di quel momento di riflessione che era il segmento che hanno trascorso in carcere? Ecco, noi dobbiamo permettere a queste persone di fare delle scelte. Allora sì, evitiamo che queste persone rientrino nel territorio così come sono entrate in carcere, perché questa è la chiave di volta. Se noi permettiamo a questi soggetti di ritornare, di uscire, di avere il carcere alle spalle, di avere quelle sbarre alle spalle e di dire, beh, adesso cosa faccio? Questo è già un successo, perché gli abbiamo insegnato che c'è un'altra via, che è quella che facciamo noi, la vita nostra, e c'è anche un'altra realtà, che c'è la possibilità di reinserirsi, e questo lo dobbiamo a voi, agli imprenditori che ci danno fiducia, agli imprenditori che eticamente riconoscono il valore del carcere come momento di riflessione. Noi in questo distretto, lo so che ho pochissimi minuti ancora, non ne ho più, volevo solo un'ultima cosa, coinvolgere la Regione in questo. Noi nel 2015 abbiamo fatto un catalogo con la Regione Veneto che desse la possibilità agli imprenditori di vedere quali erano le attività che già si svolgevano in carcere e quali le potenzialità di questi istituti penitenziari. Ecco, a me piacerebbe rinnovare quel catalogo, aggiornarlo e renderlo pubblico attraverso tutti i canali possibili. Scusatemi, ma io quando prendo veramente per me è una passione il mio lavoro, credetemi, io faccio tantissimi chilometri a settimana, ma mi piace tanto perché ci credo fermamente. Grazie dottoressa. La prendiamo in parola per il catalogo, magari l'Ateneo Veneto poi, se verrà portato a termine questo progetto, si farà da promotore e diffusore dell'iniziativa. Presidente, posso chiederle ancora un secondo? Il Presidente Renoldi ha parlato della legge Smuraglia. Il mio ufficio, l'ufficio che ho l'onore in questo momento di dirigere, ha predisposto delle slide che non abbiamo trasmesso perché abbiamo pensato di metterli a vostra disposizione. A chi dovessero servire, noi siamo disponibili, ve le mandiamo per email, potete chiederle, magari le lasciamo anche a lei, dottoressa, all'Ateneo, in maniera tale che qui vedete proprio nei dettagli come funziona la legge e come si possono richiedere gli sgravi fiscali e i contributi. Grazie. Sì, grazie per questo suo intervento, perché magari molto spesso la burocrazia spaventa gli imprenditori, insomma capire come si fa è sempre utile. Insomma, gli imprenditori sono stati evocati molto, quindi la parola a loro. Intanto chiederei anche al dottor Paolo Armenio se può salire, vicepresidente di Confindustria Venezia Rovigo, e inizierei dando la parola al dottor Tiziano Barone, direttore Veneto Lavoro della Regione Veneto. E grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie, ringrazio l'Ateneo Veneto e la Presidente Magaraggia per questo invito che mi ha un po' sorpreso, perché noi non ci occupiamo di queste cose, però questa occasione è evidentemente un'occasione di incontro tra una domanda e un'offerta, e nei sistemi di incontro tra domanda e offerta c'è sempre la necessità di disporre degli intermediari, e Veneto Lavoro, insieme alla rete dei servizi per l'impiego, i centri per l'impiego, rappresenta l'intermediario pubblico rispetto al grande tema del lavoro, dell'accesso al lavoro e dei servizi al lavoro. Quindi l'idea la domanda che ci siamo posti, che vi siete posti: è possibile aumentare il numero
delle persone occupate nel lavoro di provenienza dalle carceri. Io credo che la partita sia proprio trovare le modalità con cui a questa domanda possiamo provare a dare delle risposte. E io credo da questo punto di vista che sia l'aspetto informativo, che è stato anche evidenziato alla fine, che il sistema di relazione pubblico-privato tra imprese e lavoratori sia da mettere in gioco. Noi cosa siamo in termini di sistema dei servizi per il lavoro? Siamo una realtà fatta di 600 dipendenti con 40 sedi all'interno della Regione Veneto, i centri per l'impiego. Noi ci occupiamo di circa 200.000 persone che sono i disoccupati che trattiamo regolarmente nella Regione. Di questi 200.000 disoccupati, 130-140.000 ogni anno si presentano, sono nuovi o si ripresentano. Le aziende che noi trattiamo sono circa 25-30.000 aziende e sono aziende legate anche molto a tutti i temi del collocamento obbligatorio della legge 68. Quante sono le offerte di lavoro che noi raccogliamo ogni mese? Ogni mese sono circa 6.000 i posti di lavoro che noi mettiamo a disposizione dei nostri disoccupati. Li ricopriamo tutti? No, nel senso che non riusciamo a coprire le esigenze provenienti dalle imprese per le solite due ragioni, che sono due ragioni che dal 2008 sono compagni di viaggio nell'ambito dei sistemi del lavoro, per ragioni demografiche e per ragioni legate alle competenze. In questi ultimi anni, ogni volta che il sistema economico presenta 100 posti di lavoro, di questi 100 posti di lavoro 50 sono di difficile reperimento. Di questi 50, 25 sono di difficile reperimento per ragioni demografiche, mancano le persone, e 25 per ragioni legate alle competenze, al saper fare. Questo dal 2008 è sempre così e di conseguenza è una sfida su cui dobbiamo assolutamente intervenire. In che modo il sistema dei centri per l'impiego può essere di supporto alle esigenze che avete rappresentato? Attualmente già noi in alcune realtà, per esempio a Padova, stiamo collaborando con le commissioni, quindi c'è un tentativo di collaborazione. Ricordo per esempio che a tutti che i lavoratori che operano o dentro il carcere o fuori sono comunque titolari della NASPI e di conseguenza possono averne i benefici dell'assicurazione. E da questo punto di vista io credo che si possa anche pensare a collaborazioni del tipo che l'operatore del centro per l'impiego è disponibile a svolgere un'attività di orientamento e di profilatura dei candidati, dei potenziali candidati, anche nel rapporto diretto con le strutture, quindi trovando meccanismi di collaborazione al fine di poter definire meglio la profilatura e quindi il grado di occupabilità che la persona ha con le relative opportunità. Dal punto di vista delle opportunità, oggi la nostra regione, in particolare la direzione dei servizi sociali che si occupa direttamente di questo, sta passando da una fase in cui ha sviluppato progetti si sta orientando ad una pianificazione di più lungo respiro. Ricordo che i progetti in questo momento che si sono attivati nel corso dell'annualità riguardano l'intervento per lo sviluppo dei servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e la mediazione penale. Questo è il primo intervento. Il secondo riguarda invece interventi rivolti
all'assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato. Questi sono 2 progetti su cui la Regione, attraverso la Direzione dei Servizi Sociali, ha lavorato. Poi c'è stato quest'estate l'accordo tra Regione Veneto e Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per un'attività di assistenza tecnica che ci ha coinvolto Veneto Lavoro. Infatti ringrazio ancora la dottoressa Emiliano Franco d'Aragona, perché è stata l'occasione per noi, come sistema dei servizi per il lavoro pubblici, con le nostre competenze, di cominciare a guardare a questo particolare. Questo particolare che è un particolare interessante dal punto di vista sia delle persone che dal punto di vista delle imprese. E in questo senso il percorso, la collaborazione avviata con la Convenzione si sta completando con gli atti amministrativi interni tra Direzione Servizi Sociali e Veneto Lavoro, al fine di poter individuare le 4 persone che poi verranno messe a disposizione dell'amministrazione e con le quali iniziare a fare un modello di profilatura su cui poi iniziare anche a collaborare meglio in termini di sistema. Oltre a questo, il servizio che dovranno rendere questi esperti, questi consulenti, sarà anche chiaramente all'interno della progettazione, delle progettualità possibili all'interno, in particolare con la Cassa delle Ammende. E questo è, come dire, il punto in cui siamo arrivati. Per me questo incontro è interessante e importante proprio perché la domanda è importante e soprattutto la partita del lavoro, come sempre, si rappresenta come la partita del rapporto con la realtà, con la vita, nella quale le persone possono ripartire proprio raccogliendo un senso e soprattutto una costruttività reale importante. Grazie. Grazie dottor Barone, grazie per i dati che ci ha fornito e anche per la prospettiva che ci ha dato. La parola al dottor Paolo Armenio, vicepresidente Confindustria Venezia Rovigo. Sì, buongiorno a tutti, un grazie alla Presidente per l'invito, un saluto alle autorità e a tutti i presenti. Sì, oggi penso che mi sento veramente con un fardello non da poco addosso, perché è un problema non da poco. Sapete che in questo momento il mondo delle imprese sta vivendo in come si dice, la tempesta perfetta. Io alle 20 devo essere a Firenze a parlare di costi di energia con dei colleghi, perché rischiamo che oltre che non collocare i detenuti non collochiamo neanche più le persone che ci sono oggi. Oggi uno dei tanti problemi che affligge comunque il mondo delle imprese è sicuramente il fatto, è quello che sottolineava il dottor Barone, l'amico Barone, con quale ci confrontiamo sovente, è che le imprese oggi hanno un grande fabbisogno di personale, inutile che ce lo veniamo a raccontare. Io sto sentendo in giro dichiarazioni di politici di tutti i generi che dicono che dobbiamo aumentare questo tasso di natalità, ma non lo so, diciamo ai giovani, mi raccomando, tutte le sere dobbiamo aumentare il tasso di natalità, oppure secondo me c'è una strada un pochino più semplice, che è quella di incominciare ad integrare ciò che abbiamo già sul territorio, che vuol dire popolazione carceraria, soggetti più fragili, vedi comunque questi extracomunitari, questi sbarchi che arrivano, che secondo me incominciassimo ad integrare risolveremo il problema in tempi molto più brevi, e incominceremo anche a svecchiare la nostra popolazione. Sicuramente questo problema dobbiamo spaccarlo in 2. Io vedevo anche il filmato prima, i vostri lavori, e che è quello tra lavoro che viene fatto all'interno delle carceri e comunque invece il reinserimento dei detenuti fine pena, mi pare, no? Sto cominciando a parlare un po' il linguaggio, se riesco. No, ieri sera avevo scritto qualcosa, poi l'ho riletto, mio figlio mi sentiva e fa: papà, ma stai facendo addormentare anche me, quindi dico vabbè, allora buttiamo via tutto. Allora io dico, la prima parte non è semplice, perché comunque installare attività produttive all'interno di un sito, ma anche qualunque sito, non solo il carcere, non è facile. E soprattutto io ho visto anche prima il filmato che mi ha lasciato un attimo prima, quello del carcere di Treviso, dove
ho visto questo laboratorio informatico che in quel momento non operava. Non operava perché in quel momento non c'erano detenuti che avevano quelle caratteristiche. Purtroppo alle imprese dobbiamo comunque anche garantire continuità nell'attività produttiva e questo è anche un altro dei grandi problemi. Quindi secondo me dobbiamo suddividere i due problemi. Uno è sicuramente far lavorare quelli che sono all'interno con magari lavori anche più semplici. Un altro, secondo me, che potrebbe essere un punto di partenza è incominciare a mappare man mano all'interno del carcere la gente che entra, perché non penso che vi entrino tutti i professionisti c'è gente che ha fatto anche della vita normale prima e poi ha sbagliato dopo, ecco. E quindi capire già quali ci sono delle competenze che sono disponibili immediatamente. 2, fare della formazione con i nostri imprenditori anche, per capire che comunque questi soggetti sono soggetti normali, perché tutti abbiamo avuto dei figli che hanno sbagliato, compresi anche il sottoscritto, quindi non è che magari da una scappellota o qualcosa di più. Quindi dico, questo potrebbe essere un primo sistema, che è quello di integrarli in modo tale da abbassare quello che è il livello di recidiva, perché chiaramente che se vanno fuori non trovano lavoro, sono disagiati, più che delinquere non possono fare. Ecco. Quindi questo potremmo anche, e qui lancio un'idea, è quella di dire, incominciamo ad aprire un tavolo permanente, associazioni datoriali, amministrazione penitenziaria, per capire cosa possiamo fare assieme, se no continuiamo a parlarci addosso e non facciamo nulla. Ecco, io lancio un po' diciamo questa sfida, magari i miei colleghi a Venezia non mi incominceranno a dire questo è matto, ma va bene così. No, dobbiamo partire con qualcosa veramente di fattivo da subito. Quindi il mondo delle imprese sta aspettando, non è che non aspetta, sta aspettando comunque lavoratori. Cominciamo con Tiziano, 25% professionalità, 25% perché stanno a casa perché non vogliono stare a casa, cioè c'è tutto un mix soprattutto nell'area del Triveneto. Quindi su questo percorso io confiderei molto. È un percorso anche formativo nel rispetto dei nostri imprenditori, per fargli proprio capire che comunque sono persone normali come tutte le altre, che hanno sbagliato e possono essere reintegrate. E una parte che vi chiedo è la sburocratizzazione. A me è preso male quando avete parlato di questa benedetta legge Moraglia, che ho cercato di incominciare a leggere, che se non capite voi pensate agli imprenditori. Quindi anche lì cerchiamo, quando facciamo queste cose, anche quando facciamo queste cose cerchiamo di sburocratizzare al massimo le nostre attività. Quindi noi ci siamo, vogliamo fare il nostro compito, gli imprenditori sono pronti, hanno una responsabilità sociale che stanno avendo, e vi assicuro che in questo periodo la stanno sostenendo non poco, perché noi abbiamo imprenditori che in questo momento sono preoccupati nel dover chiudere le fabbriche e pensare di mettere in cassa integrazione delle persone che riceveranno il 70 o l'80% comunque del loro stipendio, che fanno già fatica a pagare le bollette. Quindi io dico, noi ci siamo, vogliamo fare la nostra, io sono qua per dire appunto questo, pronti ma con qualcosa di concreto. Grazie. Ringrazio molto il vicepresidente e ringrazio anche per la concretezza. Ricordo sempre che qui in Ateneo è nata l'Università di Ca' Foscari, cioè è stata pensata da discussioni dell'Ateneo. L'allora Scuola Regia di Commercio si chiamava, poi è diventata Ca' Foscari, gloriosa università della nostra città, ma d'Italia. Quindi chissà che dall'Ateneo Veneto questa volta non parta questa iniziativa per il tavolo permanente. Sono anch'io dell'idea che poi si debba parlare ma si debba agire.